Giandomenico Vivacqua, ecco, qual è il senso dell'iniziativa di oggi? Oggi si parla di sinistra in un mondo che cambia. Abbiamo pensato di convocare, di evocare quanti si riconoscono per tradizione, per affinità, per simpatia nel campo politico e culturale della sinistra all'indomani di una drammatica sconfitta elettorale che ha segnato un arretramento delle forze che si richiamano a questa tradizione che non ha precedenti nella storia repubblicana, per una discussione non tanto sui problemi di assestamento dei partiti all'indomani del voto, sugli schemi, sulle cose tattiche che non hanno funzionato, ma una discussione più radicale sui valori della sinistra per verificare, per discutere insieme sul loro stato di salute, se sono ancora attuali nel mondo che cambia, un mondo che naturalmente è radicalmente diverso, il paradigma è cambiato dagli anni scorsi, dal secolo scorso, e quindi ha senso interrogarsi. Naturalmente io ho la mia risposta, però è giusto che questa verifica sia fatta così, in un incontro, in tanti possibili incontri. Questo probabilmente è solo il primo di diversi appuntamenti su questo tema o su temi affini. La prima cosa che mi viene da dire è di avere, per la prima volta credo, quello che è successo ci deve servire per fare breccia nell'orgoglio. E non lo dico per un luogo comune, io sto veramente, nemmeno per retorica, sto soffrendo per questo. Mi sono accorto di quello che è successo e stiamo andando verso una deriva che forse io non mi ricordo che c'è un precedente così. La parte minoritaria della politica italiana che nasce con un paradigma che per distruggere, per demolire gli avversari, per le persone più deboli, in questo caso i rifugiati, non c'è altra idealità, è alla guida dell'Italia e lo ha fatto, non lo so come, ha fatto passare, è prevalente nell'immaginario oggi. Io lo vedo anche nelle realtà estremamente periferiche come dove vivo io. Tutti pensano che questo personaggio è al centro di una nuova fase della politica e dette le condizioni. Giuseppe Provenzano qui oggi riuniti al Circolo Empedocleo per trattare di un tema, i valori della sinistra alla prova di un mondo che cambia. Ecco, quali sono le finalità di questa iniziativa in un momento in cui la sinistra flette? Ritrovare le parole della sinistra, ritrovare anche i suoi valori, senza i quali ogni proposta politica rischia di essere appannata e priva di senso. In questo modo noi proveremo anche a ricostruire una forma dell'unità a sinistra, un'unità nella chiarezza delle cose da dire, delle cose da fare, senza la quale il profilo della sinistra non c'è. Negli ultimi anni forse si era un po' appannato ed è una delle ragioni per cui ci siamo allontanati dal popolo e alla fine abbiamo perso.